Wow, qua abbiamo proprio veramente un'altra qualità. Ma è spettacolare questa bicicletta, È sinonimo di qualità. Questo è da sottolineare quando notiamo queste cose. Qua veramente abbiamo uno scooter. Questa qui non voglio sbloccarla, voglio vedere un attimo come va senza che la sblocco. Ma freccia questa cosa! È un motorino! Bellissimo! Oh, strade dissestate, fango, non senti niente! Bella, altra storia proprio, mamma mia! Cosa stai facendo? Sto picchiando la scatola. Ma perché devi fare queste cose? Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Sì, è sempre lo stesso giorno degli altri unboxing che avete visto magari forse qualche settimana fa, qualche giorno fa. Con noi c'è sempre l'uomo mascherato, Pablo. Ha anche lui un canale, andate a sbirciare sul suo canale YouTube. Qui con noi c'è il grande Manu. Ed oggi siamo in compagnia di lei. Avete visto diverse recensioni di questo brand. C'è già scritto, giusto? Sì! Abbiamo una qualità assurda. Per me penso è uno dei migliori brand sul mercato per quanto riguarda design, qualità di materiali e assistenza, perché ho avuto anche bisogno dell'assistenza in passato. Personalmente è uno dei migliori brand che ho testato sul mio canale, qualitativamente parlando. Ha un'altissima qualità. Semplicemente voglio. È di design. Ha un grande design. Apriamo. Mi sono bloccato. Non mi posso bloccare. Wow, qua abbiamo proprio veramente un'altra qualità. Già dallo scatolo ti rendi conto. Oggi quante ne abbiamo aperte? Abbiamo aperto monopattini e bici. E voglio, qua è totalmente un'altra qualità. Cioè si vede dal packaging il cartone duro, tutto sigillato, ricoperto con tantissime protezioni. Ma questa è bellissima, Faeli. Ho provato diversi modelli della Fido. Vi lascio la qua in alto con i vari video. E cioè veramente questo è di design. Questa è figa proprio. Oh, non ci credo. Spero che queste siano. Se mi hanno mandato le batterie supplementari, qua facciamo 400 km di autonomia. Apriamola. E penso proprio di sì. Penso che qua dentro se ci sono le batterie supplementari, ragazzi. Ma è spettacolare sta bicicletta, Cioè, questa è la scatola degli accessori. A parte che packaging 100+, cioè tutto, guardatela che fare, cioè qualità anche nel packaging. Questo è da sottolineare, quando notiamo queste cose è da sottolineare. Questo non lo lancio. Allora, stacchiamo un attimo la ruota senza che andiamo a rovinarla. Allora, ma è enorme! ma questa per l'enduro è perfetta! Ma guarda quel disco, fra! Ma è gigante! Questa costa ragazzi! Sì. Qua siamo su un altro livello e giustamente la qualità va pagata. Oh, guarda sto disco, fra! Spettacolare! Questo te lo regalo a te! Grazie! Allora, se Pablo mantiene, io e te la sfiliamo destra-sinistra. Guarda Manuele, vai giù! È un palestrato doc! Guarda là, forza! C'è qualcosa qui giù. È tanta roba proprio veramente sta bici. Un attimo che sono sfuggito dell'aereo. Ed eccola qua ragazzi. Da come potete già vedere è sinonimo di qualità, te lo giuro. Un design assurdo. Le saldature sono perfette. Ogni minimo dettaglio è perfetto. Ogni rifinitura. Qua veramente abbiamo uno scooter. Pablo ha detto anche che se la metti a paragone con un SH sembra che costa di più. Cioè ragazzi, sicuramente è una bicicletta che costa. Siamo sui 1600 euro. Così facciamo 130 km di autonomia. Abbiamo la possibilità di aggiungere altri 2 pacchi batteria per portare per portarla ad un'autonomia di 400 km. Cioè arrivi a Roma con sta cosa da Napoli. A livello di freni nulla da aggiungere, perché c'ha dei freni che si può dire sono migliori anche di un SH, cioè anche di parecchie motociclette. Accendiamola. Andiamo a provare. Bravo. Andiamo a provarla. Vediamo come riesce a soddisfarci. Le ultime io le ho sbloccate. Questa qui non voglio sbloccarla, voglio vedere un attimo come va senza che la sblocco. Indossiamo le protezioni e andiamo a testarla. Cioè ragazzi, per farvi capire, anche turbo, eco, normal, sport, turbo e turbo plus. Chilometri. Cosa ho toccato? Io il libretto e le istruzioni non lo leggo. Cioè, anche da qui si può controllare, giustamente. Cazzo.
Che figata. Ma accelera tantissimo. No, comunque questa è veramente da portare a fare un po' di enduro. Adesso un giretto sopra la terra lo vado a fare. Why are you crying? Aia. Ma voglio veramente, comunque sono motorini ste cose. Cioè guarda là, oh, è un motorino. Ma perché io non lo so fare, eh? Cioè che sia chiaro, io perché non lo so fare. Cioè io non lo so fare, eh. Ma io c'ho una ripresa assurda. Bellissimo. Io vado a fare un attimo di enduro. Faccio un test di velocità e faccio un giro per l'enduro, cioè sopra un attimo la terra. Se non torno ragazzi vuol dire che il test non è andato a buon fine. Op, non mi voglio bagnare perché non ho montato i parafanghi. Madonna, aiuto, c'ha veramente, è proprio stabile questa. È un motorino. Oh oh! Ma quanto salta! Non senti niente poi tra l'altro. Bestiale. Naturalmente ragazzi questi sono miglia orari, quindi penso riesce ad arrivare tranquillamente a 50, già così. Anche perché non rallenta. Cioè quindi continua a salire. Poi la proviamo dopo sulla discesa. Adesso voglio andare a vedere un po' di... Ah, ma qui se trovo il fango mi sporco tutto perché non ho montato i cosi. Bene. Mamma, c'hai la lavanderia. Non è colpa mia, è per il content. Mamma mia. Oh, strade dissestate, fango, tutto tra gli pneumatici grandi, le ruote che sono da 30, da 31, quanto sono sicuro? Non senti niente! Frena anche da Dio, bellissima! Oh, naturalmente ragazzi il tutto senza pedalare, io non sto minimamente pedalando. Come sempre vi ricordo che le batterie non le carico, l'abbiamo appena aperta. Una botta di spavento, ho detto come cazzo. Oh, tutte le strade dissestate. Le prende bene, non mi voglio sporcare. Ok, ma sicuramente mi sarò sporcato dietro la schiena perché slitta ogni volta che accelero, quindi sta schizzando. Oh, saltino. Bella. Madonna, questa è veramente seria, come bici. Oh, in salita siamo a 16-15 miglia orarie e questa è ripidissima. Senza pedalare ragazzi sono partito a fermo. Sono 15 km orari, non saprei nemmeno. C'ho la marcia, c'ho la prima dentro, quindi è inutile anche che pedalo. Vediamo un attimo sulla discesa, dai. Un top speed. Vediamo un attimo un top speed. Oh! È a 50, quanti sono 30 miglia orari? Mamma va freddissimo! Sfreccia questa cosa! Mamma mia! Bellissimo! Sfreccia proprio ragazzi! Vediamo adesso Turbo Plus in salita. Sempre senza pedalare parto, Sono fermo con i piedi, li levo anche dai pedali. Partiamo! Oh, ma c'ho il faro acceso, spegnilo che mi consumi batteria! Subito! Oh, ma questa è già rispetto a quelle che ho provato oggi, altra storia proprio, mamma mia! Anche quando prendi un fosso non senti che balla, non senti che è stabile, è solida! Wow, guarda che salti che fa! Io non ci posso credere, è un motorino, Voglio un motorino comunque, cioè te lo giuro scioccato. Fra, è un motorino, guarda qua. Provala. Provala perché veramente è proprio affumicata. Te l'ho detto. Cioè, 50 penso, perché sono arrivato a 31 miglia orarie, quanto sono? Sono 50. Sì, il freno è invertito, non si può impennare. Dobbiamo invertire i freni. Però questa, vedi, già avendo l'acceleratore così riesce a giocare un po' col freno. Ragazzi, come sempre vi ricordo che c'è il link in descrizione con un piccolo codice sconto e che io non ho nulla da aggiungere con una bicicletta simile. È bellissimo. Per farvi capire la grandezza della gomma, questa è la mia mano, è immensa. Abbiamo portato a fare enduro e mi ha soddisfatto, per quel poco che ho fatto mi ha soddisfatto veramente tanto. Adesso, che prova gli possiamo far fare? Salta. Lo sterrato, ma da dove? Ma da questo muro? Ma ricaccia il piacere! Ma no, come fai? Cadi, ti distruggi. No, voglio, non puoi fare. Cioè, puoi fare il salto da là, da qua. Cioè, vedi?
Sì, sta a 50, sta a 50. No. Ma penso si possa anche sbloccare. Cioè, questa c'ha tanta potenza veramente da offrire. A discapito sicuramente dei chilometri, perché poi quando vai a ripotenziarla perdi magari in chilometri che fai. Però, dopo c'è un motorino che li mantiene. Cioè, quella secondo me i 60, 70 li mantiene proprio tranquillamente, Manu. Cioè è stabile. Io salivo la salita e stavo a 25 miglia orarie. Così la alzavo, ma non lo so fare io. Piglia Vittorio si sarebbe buttato dietro con il corpo, l'avrebbe mantenuta anche. Cioè mo so io che non riesco con le bici, non ce la faccio, non ho forza nei pedali che devo recuperare. Cioè è una cosa che non ho mai impennato. Guarda come schizza. Schizza, Ma per quanto andavo veloce mi è alzato il cappuccio. Ti ho detto, fra. Te l'ho detto, fra, è micidiale. Sa offrire veramente tanto, ragazzi. Per chi è già vecchio del canale. Buongiorno. Per chi è già vecchio del canale sa tutti i vari test che ho affrontato con le Fido. Con il modello precedente a questo abbiamo portato a fare enduro. La Fido X ha affrontato tantissime sfide, tantissime prove. È stata utilizzata da Vittorio e Vittorio, lo sapete, è un impennatore seriale. Io non ho null'altro da aggiungere. Se volete qualche test particolare in sella a lei, basta che me lo scrivete nei commenti. Io vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale perché può essere di grande supporto e di aiutarmi a decidere come testare tutti questi mezzi elettrici tra monopattini e biciclette. Più sono pazzi i test, più ci divertiamo. Ma ragazzi, non ci limitiamo al saltino e all'impennata. Proviamo qualcosa di veramente crazy. Voi aiutateci nei commenti a capire cosa. Per il momento ci becchiamo alla prossima avventura. Ciao!